nata quest'idea e insomma qual è la particolarità di questa canzone? Sì, allora, in pratica da alcuni mesi io conduco insieme ad Antonio Manganiello su Radio Kiss Kiss Napoli questa fortunata trasmissione che si chiama I Tappi e all'interno di questa trasmissione, dove io figuro oltre che da conduttore anche da caratterista, c'è un personaggio che fa impazzire tutta Napoli e la Campania, che si chiama Signora Carmela. La Signora Carmela in realtà è un modo per rappresentare la voce del popolo e dice sempre quello che pensa e spesso e volentieri cerca di dire quello che dice il popolo. E il popolo ama Lavezzi e credo che riveda in lui, come del resto in questo popolo mi rivedo anche io, anche una Napoli molto speranzosa, una Napoli che ha voglia di sognare e di gridare come si faceva tanti anni fa. E così scherzando, visto che la Signora Carmela fa tante parodie, rivede alcune canzoni. Infatti, qual è la particolarità di questa canzone? Che è cantata dalla Signora Carmela e che parla un po', è un po' una simpatica parodia di Novembre, la canzone di Giusy Ferreri, come ha già rivisto precedentemente un'altra canzone della fortunata Giusy, che in questo momento va molto bene discograficamente in Italia. E da novembre, visto che metricamente c'entrava perfetto, ho scelto questa canzone per dedicare al Pocio Lavezzi questa canzone che nel giro di pochissimi giorni, grazie. Sì, infatti voglio ringraziare, se me lo concedi, innanzitutto tutta la redazione giornalistica di Radio Kiss Kiss Napoli, in particolare il mio direttore, fatemelo dire, Walter De Maggio, che ha divulgato nel migliore dei modi questa notizia, facendo anche sì che potesse essere scaricata per oltre 100.000 download, lo devo dire. Quindi grazie mille a Walter. Possiamo ascoltare questa canzone? Allora Luca, vieni qua che ci canti la canzone, dai. Luca Sepe. Lo so, l'ho saputo. Anche a Rai International, giustamente ricorda Italo. Tutti e io, tra le altre cose, ho visto che ha portato fortuna al Pocio. Vorrà dire che scriverà una canzone per ciascun giocatore del Napoli, sì, perché no? Non ci serve ormai con vendere i dischi, va bene quello anche così, basta che... anzi è scaricabile gratuitamente dal sito di Kiss Kiss Napoli, kisskissnapoli.it, è per tutti. Bravo, Luca Sepe. Come un treno è un grande calciatore, lui è un bravo dribblatore, lui è pure un bello guaglione, lui è l'erede di Maradona, è Lavezzi, ma che grande giocatore che è Lavezzi, mezzocampista fa sempre cose pazze e speranze la di squadra fatta a piedi. Pazza per Lavezzi, ma che grande giocatore che è Lavezzi, non voglio essere volgare ma m'attizza quando mena quel pallone rintanezza, pazza per Lavezzi. È super tatuato, lui è il Pocio soprannominato, lui in nazionale convocato, lui è troppo esagerato quella Lavezzi, ma che grande giocatore che è Lavezzi, tinto campista fa sempre cose pazze e speranze la di squadra fatta a piezza, pazza per Lavezzi, ma che grande giocatore che è Lavezzi, non voglio essere volgare ma m'attizza quando mena quel pallone nella rezza, vado pazzo per Lavezzi, e cresce la speranza della gente che fino a ieri non ha avuto niente, ed anche il mio ragguato meno che è più interessante. È Lavezzi, ma che grande giocatore che è Lavezzi, mezzocampista fa sempre cose pazze e speranze la
come va capazzo. Una grande settimana. Domenica alle 21, Tifosi, lo spettacolo del calcio. Andiamo a vedere l'episodio chiave.